È stato un campionato avvincente, lo è tuttora. Mancano 3 giornate alla fine, con praticamente un incrocio di scontri diretti incredibili. Se pensiamo che siamo raggruppate tutte e tre in 3 punti. È ancora lunga, può succedere di tutto, la terza può arrivare prima come la prima può arrivare terza, ed è stato bello, è stato un susseguirsi di emozioni, in testa una, in testa l'altra, e è stata una bella battaglia e lo è tuttora, perché non è finita. In prima persona vivere questo tipo di campionati qua è sempre stimolante, ti porta sempre a cercare di migliorarti settimana per settimana, e ti porta ad alzare il livello della concentrazione, il livello dell'allenamento per provare a non sbagliare mai ogni domenica. Certo, assolutamente, si può arrivare fino in fondo in entrambi i casi. Il primo obiettivo lo abbiamo raggiunto, perché siamo matematicamente ai playoff. Quindi pensiamo a una cosa per volta. Adesso ci giochiamo questo rush finale cercando di portare a casa più punti possibili. Quindi vediamo un pochettino quello che succede in queste 3 partite. Poi penseremo di conseguenza a ciò che sarà alla fine di queste 3 partite qua. Logicamente, come ti ho detto prima, con gli scontri diretti che ci sono, con gli incroci che ci saranno, è possibile arrivare in fondo in entrambe le situazioni. Ecco. E l'obiettivo sarebbe quello di arrivare, nel migliore delle ipotesi, in fondo, arrivando in testa. Però se non dovessimo riuscirci, ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare in fondo anche giocandoci i playoff nella miglior maniera possibile. Ad oggi non è mai facile trovare una città, un paese che ti segue con questa passione, che ti segue con tanto amore. Eh, Gente che si fa 1 ora di strada per venire a sostenerci, e noi siamo fortunati, ecco, ad avere un gruppo di tifosi come quelli che abbiamo noi, il gruppo Teste Matte, che ogni domenica ci fa sentire la propria vicinanza, il proprio calore, cercando di sostenerci nei momenti, nelle fasi cruciali della partita, dove magari qualche volta si può andare un po' più in difficoltà, dove magari quella volta puoi fare quella corsa in più, puoi fare quel sacrificio in più. Ecco, loro sono il nostro 12° uomo, non ci hanno mai abbandonato, e giocare con un supporto del genere, specialmente queste ultime partite dove ci stiamo giocando così tanto, è uno stimolo in più, è un gettare tutto quello che si ha in campo, anche per dare una gioia a questi tifosi, a questa città che se lo merita.